Amici e amiche della Palla Spicchi regionale, un saluto da Luca Dalla Marta in diretta dalla palestra Stella Mattutina di Gorizia per raccontarvi la settima giornata del campionato di Serie C. Gestaro subito sulla sinistra per il primo vero possesso di questa partita per la Dinamo. Luis, tanto spazio, si prende infatti dopo un palleggio la tripla che va a bersaglio per Michael Lewis, dato da Daneu. Gestaro va fuori dove c'è ancora Luis. Terzo tentativo da 3 per Luis, seconda realizzazione. Fa girare bene la sfera da Dinamo. Il blocco portato da Maccaro, bellissimo passaggio di scrutiero dietro la schiena per Maccaro. Poche azioni degne di highlight, questa è una di quelle, e anche questa da parte di Nico Daneu. Persi. Daneu da lontanissimo. La Dinamo corre nell'altra metà campo. Maccaro vuole andare tutto da solo, ci riesce, lo fa anche molto bene. 2 punti, fallo, ci sarà anche il tiro libero aggiuntivo. Daneu, anzi scusate, Matjašić, ecco Daneu che fa sportellate sul canestro, arriva anche il canestro. Franco attacca al canestro, lo scarico bellissimo di Franco. Franco sotto canestro, lo scarico a sua volta per Pullara. Non prende bene posizione contro Pullara, c'è però la tripla di Cicogna. Ci pensa Daneu. Pullara. Poi gran passaggio di D'Amelio. Persi va a schiacciare. Arriva la tripla conclusiva di D'Amelio. 97-61. Finisce così la partita.